Una donazione molto importante, quella di Umberto Ballerini, e voglio ringraziare lui e anche la famiglia che oggi è a Corsa Numerosa, perché si tratta di una restituzione, di una donazione che però riporta all'interno del palazzo alcuni pezzi che ci raccontano un segmento della sua storia molto importante, quello del trasferimento dei camerini da parte di Isabella d'Este dal castello alla Corte Vecchia e la realizzazione del nuovo studiolo che ospitava i capolavori di Mantegna, Costa, Perugino e Correggio che oggi sono al Louvre, con un soffitto dorato e dipinto, con una boiserie meravigliosa e con un pavimento con piastrelle in maiolica che questa donazione ci suggerisce in qualche modo anche di ricostruire e di riproporre, cosa che faremo l'anno prossimo in occasione di una revisione dell'allestimento dell'appartamento vedovile di Isabella d'Este. Sono degli unicum a loro modo, prodotti forse a Pesaro o Urbino, furono realizzati appositamente per Isabella d'Este, come del resto dimostra la presenza di numerosi emblemi e stemmi ed iscritte che riportano direttamente nel mondo della Marchesa di Mantova, con le scritte Nec Spe Nec Metu, la candelabra, il suo nome, le sue sigle che ricorrevano quindi sulla pavimentazione di questo ambiente a sottolineare anche l'importanza della committente. Ho avuto l'occasione di queste mattonelle in un'asta a Firenze, dove c'erano anche quelle quadrate e c'erano grossi antiquari. Io avevo cominciato da un anno, la gente mi diceva che ci voleva 1 miliardo per commerciare, io ero lontanissimo da queste cifre e ho preso queste che sono venute a prezzo più basso possibile per le mie capacità. Dopodiché le ho escluse dalla vendita. Se lei fosse venuto anche un mese fa sul vassoio di ferro avrebbe trovato scritto non in vendita, perché reputavo una parte della nostra cultura mantovana. E ho contattato e il dottor Locaro è stato felicissimo perché cercava proprio e cercava soprattutto che avessero i tasselli di sutura nelle spazi che si creava negli ottagoni delle. E così è stato. Un fatto che fa Umberto Ballerini, ma a nome della famiglia Ballerini al completo. Io ho sempre preferito l'oggetto rispetto al mobile, perché sull'oggetto secondo me si arriva a risultati artistici migliori. Quello lì era in un'asta da Sotheby's che sapeva che era italiano. Io ho visto i bolli, perché andavo sempre a vedere l'esposizione, e sono corso a compararlo. Sapevano che era italiano, ma non che fosse manto. Non ne ho trovate molte, ma quelle che trovavo le escludevo dalla vendita. A questo punto ho detto le lascio così a memoria dei miei nipoti e per un mantovano che voglio vedere qualcosa che c'era quando lui ancora non era arrivato. Tutto qui. Siamo veramente grati alla famiglia Ballerini perché quello che è donato al museo è una collezione di argenti mantovani del Settecento. Che sono molto rari, ci sono tanti argenti del Settecento, dei grandi centri di produzione, Venezia, Milano, Genova, ma di Mantova ce ne sono veramente pochi e tra i pochi che ci sono ancora più rari quelli di uso profano, di uso civile. Al museo abbiamo tanti argenti di uso liturgico, calici, candelabri, ma di oggetti di uso profano per la tavola, per lo scrittoio, ce ne sono veramente pochi. Sicuramente i servizi da scrittura verranno collocati sugli scrittoi che ci sono nella biblioteca del museo, che è stata recentemente riaperta, riallestita e quindi trovano posto proprio sopra un mobile che è più o meno della stessa epoca.